Presidente Santino Lopresti, riprendono finalmente le partite con un minimo di pubblico, un evento sicuramente importante dopo 1 anno e mezzo di pausa. Sì, la ripresa è già avvenuta, siamo quasi sia alle parti, diciamo, dei campionati di eccellenza di C1 e anche dell'eccellenza femminile sono quasi al completamento, perché ora finito questo periodo del mese di maggio e quindi finiti i gironi che avevamo organizzato sia per il girone A che per il girone B, bene, andremo a fare i playoff e quindi tutto questo determinerà poi la vincitrice per determinare le società che dovranno andare alla Serie D, e per quanto riguarda la Serie D per calcio 11 di eccellenza, per quanto riguarda la C1 invece di calcio a 5 per quanto riguarda la Serie B. Quindi in Sicilia mi pare che tutto è andato a posto, una serie di impegni che c'erano sono stati mantenuti dal Presidente del CONI che tramite la Regione Sicilia, quindi col governatore Musumeci e con l'assessore alla sanità a suo tempo e con l'assessore allo sport Maglio Messina, si era concordato quello di fare la gratuità dei tamponi. In più con il governo nazionale sul decreto sostegno ci sono le risorse per quanto riguarda sempre per fatti sanitari per le società di eccellenza, il cui ammontare diciamo non è indifferente, parliamo di circa 5.000 euro dal decreto sostegni nazionale per quanto riguarda proprio le spese sanitarie che sono state sostenute in questo avvio di campionato. Quindi è una cosa estremamente importante non solo per il calcio, per noi e per il Presidente Sibilia, che su questo, diciamo, in accordo col Presidente della Federazione Gravina hanno fatto un buon lavoro col Governo, e anche a livello regionale col Presidente Morgana che assieme al Presidente del CONI Sergio D'Antoni, fresca riconferma alla Giunta CONI, diciamo, sono riusciti ad ottenere dei risultati importanti, io penso per lo sport, perché in quel caso i tamponi erano riferiti a tutti gli sportivi e non solo al mondo calcistico. Quindi quando si tornerà alla normalità con il pubblico che potrà vedere interamente la partita e non come ora che insomma ci sono solo delle piccole percentuali, 1000 persone insomma. Questo io penso che delle percentuali anche l'avvio dell'anno prossimo sarà ancora con un po' ristretta, però speriamo che si partirà con alcune percentuali per arrivare man mano alla totalità. Del resto io penso che ormai abbiamo imparato a conoscere meglio questo virus, abbiamo imparato a prendere le cautele che era giusto prendere, nel frattempo penso che si completerà così come la campagna vaccinale, così come sta andando avanti, io penso che tra giugno e luglio possiamo completare la campagna vaccinale e quindi siamo nelle condizioni di poter ripartire, come sempre stato ad agosto, di poter ripartire con i campionati di eccellenza, di promozione e poi via via con quelli di prima, di seconda e quelle provinciali sia di calcio a 11, di calcio femminile, maschile e femminile, e sia anche quelle di calcio diciamo a 5. Quindi questo è estremamente importante perché anche non solo l'attività diciamo dilettantistica ma anche l'attività del settore giovanile che a giorni partirà, perché a giorni sarà dati avvio ai tornei Pulcini ed Esordienti da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, e quindi vi saranno dei mini torneo a livello regionale in ogni provincia, vi saranno dei mini torneo per fare ripartire questi tornei giovanili che sono i ragazzi, questi ragazzini che finalmente possono di nuovo risocializzare, ristare insieme, e quindi questo è importante proprio per come dire, uscire un po' tutti da casa e stare un poco insieme.